Rieccoci nuovamente in diretta con Ore 7. Abbiamo ampiamente parlato del tema della campagna vaccinale con le ultime novità, la disposizione del commissario Figliuolo sui vaccini per gli over 50. E allora abbiamo in collegamento telefonico il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, oggi è la giornata delle decisioni anche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Avete studiato questa disposizione della struttura commissariale? Come si procede a questo punto? Ma sì, no, l'abbiamo studiata abbastanza approfonditamente, quindi insomma questa mattina vedremo un po' come perfezionare le conclusioni di tutte le cose che abbiamo visto. Insomma, l'orientamento è quello di seguirla. Ovviamente seguire questa cosa significa tenere conto di alcuni aspetti, perché come tutti abbiamo letto parla di aperture di prenotazioni. Di prenotazione nella categoria 50-59, ma nello stesso tempo aggiunge nel rispetto di quelle che sono comunque le priorità, quindi c'è un problema abbastanza complesso nel momento in cui si apre, perché nel momento in cui apro io devo dare una prenotazione, quindi devo dare una data della vaccinazione, ma se questa deve essere rispettosa di quelle che sono le priorità, è chiaro che dovrebbe andare in coda. Noi abbiamo però in coda a quelle che sono le priorità definite, che peraltro hanno alcune la prenotazione, altre che sono in corso di prenotazione, perché noi vediamo ogni giorno, non c'è ovviamente come tutti abbiamo visto, una adesione come tutti quanti auspicheremmo, però le prenotazioni continuano e quindi è evidente che rendere compatibile tutto questo è piuttosto complicato, quindi stiamo cercando di capire come farlo. È chiaro che per noi comunque la posizione principale è quella di aprire per cercare di avere maggiore disponibilità di persone che decidono di vaccinarsi, perché a questo punto abbiamo un flusso abbastanza importante di vaccini, abbiamo una potenzialità di fuoco da parte delle aziende per la capacità di vaccinazione, quindi adesso quello che ci manca sono le persone che decidono di vaccinarsi. Quindi vincere un po' questa diffidenza che lei ha detto essere strutturale qui in Friuli Venezia Giulia, la stiamo appunto vedendo nei numeri di questi ultimi giorni. Beh sì, diciamo che insomma, la nostra gente ha un approccio alla vaccinazione che è diciamo, meno rilevante rispetto a quello che accade da altre parti d'Italia. Non è una vicenda che riguarda questo vaccino, è un approccio a questo tema. E quindi è evidente che se uno ha una posizione del vaccino, nel senso che dice io comunque non mi vaccino, non si vaccinava all'antinfluenzale e ovviamente non si vaccina anche per quanto riguarda questo virus, che ovviamente però sta presentando caratteristiche diverse e comunque vediamo delle adesioni che sono molto diverse rispetto all'influenzale. Io faccio sempre questo esempio, noi il consuntivo 2019, il servizio sanitario, i dipendenti del servizio sanitario si erano vaccinati per il 19%, oggi abbiamo superato il 90%, quindi è chiaro che c'è un approccio diverso, una sensibilità diversa, c'è una considerazione di un fenomeno che insomma, ovviamente è diverso da quello dell'influenza, questo mi pare evidente, però su questo dobbiamo cercare tutti quanti di impegnarci affinché fin dove è possibile questo muro venga battuto. Fino a qualche mese fa le sognavamo le file, le code per le vaccinazioni, queste code a un certo punto sono cominciate. Adesso, proprio in questi ultimissimi giorni, chi vuole prenotarsi per la vaccinazione resta diciamo un po' spiazzato, piacevolmente sorpreso perché l'appuntamento viene fissato per il giorno dopo, per 2 giorni dopo. E sia lei che il Presidente Fedriga avete insomma sottolineato, invitato insomma i cittadini ad approfittare di questa situazione? Beh, diciamo che noi avevamo comunque deciso la categoria 55-59 l'apertura per lunedì prossimo e l'avevamo deciso mettendo lunedì come obiettivo questa cosa perché avevamo altrettanto detto a tutti coloro che sono prenotati e coloro che ne hanno titolo di utilizzare questa settimana perché noi avremmo aumentato la capacità di vaccinazione. Questo abbiamo fatto, alcuni lo hanno fatto, altri preferiscono tenersi l'appuntamento che hanno, insomma, ci sono alcuni casi anche a giugno, queste sono scelte che riguardano le persone, quindi
È evidente che aumentando la capacità, aumentando il target del commissario, è chiaro che si liberano dei posti, e quindi in più di qualche occasione abbiamo visto delle persone che si sono prenotate un giorno e il giorno dopo avevano già l'agenda per potersi vaccinare. E un altro tema, l'allungamento dei tempi tra la prima e la seconda dose per quanto riguarda Pfizer. Qui com'è la situazione? Come ci si sta organizzando? Beh, anche qui c'è questa disposizione del Ministero della Salute, e quindi è evidente che noi ci applicheremo a questo. Diciamo che sono le due decisioni della giornata, ecco, se posso semplificare la giornata, quindi c'è un problema di adesione, di modo con il quale garantirla su nuove aperture, e c'è un problema di nuova fase nella vaccinazione e nell'utilizzo di Pfizer, nel senso che lo spostamento della seconda dose viene portato a 42 giorni invece che gli attuali 21. Quindi questo naturalmente è un modo che ci consente di poter vaccinare in prima dose prima, perché c'è una maggiore ovviamente disponibilità di dosi a beneficio della prima dose. Quindi questa è un'altra operazione che il parere della prevenzione del Ministero della Salute ci suggerisce, e quindi noi ne faremo ben tesoro con attenzione. Ecco, forse vale la pena di spendere qualche parola in più su questo tema, perché alcuni cittadini sono rimasti un po' disorientati, hanno pensato che questo allungamento dei tempi avesse a che fare un po' con la sicurezza o con eventuali effetti collaterali, no? Tra il tempo che passa tra prima e seconda dose. Vale la pena, insomma, chiarire che il tema non è questo, si tratta di vaccinare più persone quantomeno con la prima dose. Sì, si tratta di aver capito che dal punto di vista scientifico vi è un'evidenza che determina l'efficacia del vaccino al richiamo a una distanza più lunga. Questo consente ovviamente l'utilizzazione dei flussi a beneficio di nuove prime dosi prima, senza che queste possano essere messe in quella che è una programmazione che prevede un richiamo a 3 settimane. Quindi non è altro che un'operazione che ci consentirà, secondo me, di vaccinare più persone. Ecco. Un'ultimissima cosa è il tema della liberalizzazione dei brevetti che divide l'Europa, la Francia spinge, la Germania frena. Draghi dice i vaccini sono bene comune, di fatto non si è ancora apertamente schierato. Lei come la vede? Ma guardi, io penso che tutta questa storia, al di là delle singole cose che sono accadute, ci ha insegnato due cose che sono secondo me molto, molto, molto importanti. La prima è non è possibile che nella fase storica che stiamo vivendo non ci sia la possibilità da parte dei paesi, dei governi, di non avere a disposizione gli strumenti che consentono di tutelare la sanità, la salute della gente. È chiaro che questo ha a che fare anche con questa storia dei brevetti. Io non voglio entrare di piatto in questa discussione tra chi è a favore e chi è contro. Io sono dell'opinione che poi alla fine, quando c'è qualcuno che investe, c'è qualcuno, insomma, è giusto che questi valori anche dal punto di vista economico-finanziario vengano riconosciuti. Però non è possibile che la salute della gente sia condizionata dal profilo economico e finanziario di una multinazionale, della sua quotazione in borsa, del suo margine di reddito e condizioni, e secondo me alcune cose di questo genere evidente ci sono state. Un paese, un governo, nel momento in cui deve garantire la vita delle persone, deve avere la possibilità di entrare con tutta la forza e con tutta l'autorità che deve avere, perché altrimenti noi rischiamo di dare soddisfazione a pochi e mettere in discussione la vita di tanti, e questo non va bene. L'altra cosa che introduco io, che ci ha portato questa pandemia, è come noi governiamo questi processi, purtroppo anche in un dibattito a volte insopportabile, addirittura tra coloro che sono ritenuti esperti delle materie, dal punto di vista della comunicazione, con l'avvento della rete, la velocità della comunicazione, l'informazione. Cioè noi siamo travolti, la gente è travolta dal tutto e il contrario di tutto, anche questo non va bene.
perché se oggi noi scontiamo le difficoltà più da una parte di più, dall'altra di meno, dell'approccio alla vaccinazione da parte del cittadino, questo è dovuto anche alla tanta confusione che c'è stata. Questo non è stata una bella lezione di educazione civica, quindi sono due cose che non entrano dentro l'organizzazione sanitaria, che non stabiliscono come ti devi curare, qual è il protocollo, sono due cose strutturali che fanno parte di questo tempo e secondo me su queste due cose chi ha la responsabilità di governo, chi ha la responsabilità politica del governo della fase di questo tempo, questi due interrogativi se li deve porre e deve cercare di trovare la soluzione. Grazie allora al vicepresidente Riccardo Riccardi e buon lavoro per questa giornata importante. Grazie a voi.